Sarà alle 12 del prossimo 18 luglio il nuovo test del sistema IT Alert, il sistema di allarme pubblico a livello nazionale. La simulazione riguarderà la diga La Stua in provincia di Belluno e saranno 3 i comuni coinvolti nel bellunese, 10 i comuni coinvolti nel trevigiano. Lo scenario vedrà il collasso della diga. I cellulari che si troveranno nel perimetro dei comuni coinvolti saranno raggiunti da un messaggio di IT Alert in cui sarà chiaramente specificato che si tratta di un test. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nei territori indicati suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono comunque distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. Il messaggio arriverà una sola volta in un orario compreso tra le 12 e le 13. Si tratta del terzo test IT Alert in Veneto dopo il primo di carattere generale. Il secondo è stato fatto a dicembre, simulando un incidente in uno stabilimento di Montecchio Maggiore nel Vicentino. Al test in programmazione ne seguiranno altri 2, la simulazione di un incidente rilevante che riguarderà uno stabilimento industriale e un secondo che vedrà la simulazione di un incidente nucleare. Si tratta di uno strumento con cui è necessario prendere dimestichezza, ha affermato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, per gestire al meglio le situazioni di emergenza. Chi dopo aver ricevuto il messaggio di allerta risponderà al sito contribuirà al miglioramento dell'app. Le immagini della diga sono state tratte dal sito progettodighe.it. Una sagra del pesce di Chioggia al vecchio cason, piatti cucinati al momento e serviti al tavolo, garantita la freschezza e l'autenticità in un'esperienza unica. Prenota al 320-272-6612 e assicurati un posto nel nostro accogliente e straordinario stand. Ti aspettiamo!